Bentrovati e grazie ancora una volta per averci scelto. Stessa rete, ovviamente, stesso orario, stesso giorno di programmazione, diversa invece è la nostra scenografia e poi anche il restyling del logo che riguarderà un po' tutte quante le trasmissioni della nostra rete che per l'appunto in questo auspicio di primavera ha cambiato un po' di colori ma anche di messaggistica all'interno appunto dei panel che caratterizzano gli appuntamenti di informazione che noi vi diamo. TEN è la televisione che 24 ore su 24 vi dà l'informazione in tempo reale. Ripartiamo dalle notizie. Parlando della politica nazionale ovviamente c'è questo rapporto pericoloso che si sta consumando tra il Premier Conte e Italia Viva, quindi anche Renzi, su quelle che poi saranno le scelte che hanno una forte connotazione politica dell'esecutivo e che stanno trovando dei momenti di tentennamento e quindi anche di discussione. Non sappiamo dove andrà a parare questa crisi, ma ci auguriamo e auspichiamo per il bene della nazione tutta che si possa trovare una soluzione. Ma parlando invece del governo regionale, nuovo corso della Giunta Santelli con le prime nomine per quello che riguarda ovviamente i primi due assessori, ma anche gli esperti che comporranno lo staff di presidenza per l'appunto del governatore Santelli. Il dato allarmante invece arriva dall'allarme coronavirus perché c'è un isolamento di circa 50.000 persone nell'Odigiano, sappiamo che ci sono i primi 2 decessi purtroppo e soprattutto l'infezione quando arriva da secondaria ci sarà da attendersi, secondo gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per i prossimi mesi bisogna tenere la guardia alta ed essere pronti anche alle emergenze. Capiremo anche da riunioni che si stanno svolgendo, che si sono svolte durante questo fine settimana, come la nostra regione è pronta e preparata ad affrontare eventuali emergenze. Intanto partiamo con i titoli di questa settimana. 7 in questo numero. Primi assessori nominati nella giunta regionale del nuovo corso. ASP Cosenza. Si dimette il commissario Said. Guardie mediche a rischio chiusura. Sindaci del Catanzarese pronti a dimettersi. Reggio Calabria. Rifiuti abbandonati. 2 arresti, 55 denunce, 11 sequestri e multe. Si parte da qui, si mette in marcia il nuovo esecutivo targato Santelli. Santelli i primi 2 colpi nel cuore della politica calabrese li ha piazzati. Il primo si chiama De Caprio, alias Capitano Ultimo. Il secondo Sandra Savaglio. Tra qualche giorno a loro si uniranno i rappresentanti dei partiti che hanno vinto le elezioni. Perché la neopresidente ha sempre detto che la sua sarà una giunta politica. Intanto le 2 scelte fatte chiariscono il quadro entro cui Iole Santelli ha intenzione di muoversi. C'è la legalità e l'investimento nel mondo della ricerca, i 2 capisaldi con i quali intende dare una forte connotazione al suo agire politico-amministrativo. Non sono bandierine o nomine di facciata, come gli viene rimproverato da certa politica, ma passaggi decisi, che muovono nella direzione del cambio di rotta e che si inseriscono nel progetto più volte annunciato, sia in campagna elettorale che all'atto di insediamento, che mira a cambiare la narrazione della Calabria, non più Cenerentola, ma regione propositiva, che può e deve fare di più. Adesso aspettiamo qualche altro giorno per conoscere le altre scelte che andrà a compiere, per capire bene se al Capitano Ultimo e a Sandra Savaglio verranno affiancati uomini e donne capaci di interpretare questo nuovo corso. Prime 2 nomine quindi esterne a quelli che sono i fatti legati ai partiti, quindi alla politica, agli schieramenti che hanno permesso alla Santelli di vincere. Poi c'è una connotazione fortemente cosentina nell'inizio, nella costruzione di questo nuovo esecutivo che dovrà guidare la nostra regione, perché la Savaglio è un'astrofisica docente della nostra università, dell'Università della Calabria per l'appunto, che ha sede a Cosenza, ma poi anche le prime 2 persone nominate all'interno dello staff, che sono Luciano Vigna e Giampaolo Calabrese, che in un certo qual modo cercheranno di far funzionare su indicazioni di Iole Santelli questa nuova giunta regionale. Vi daremo le informazioni ovviamente anche relativamente al resto, ma a quanto pare bisognerà attendere i confronti con gli alleati per decidere le strategie per la composizione definitiva della Giunta in quelli che poi sono dei settori molto importanti. Ricordiamo che tra tutti, e da qui partiamo con la pagina lunghissima, c'è il problema in Calabria della sanità. E questa è la prima notizia che vi diamo relativamente alla sanità, perché a Cosenza, all'ASP, dopo una serie di
diciamo scandali, possiamo proprio chiamarli, si dimette il commissario Saitta. A volte un minimo di dignità scatta anche in chi decide di muoversi fregandosene di tutto e tutti. È raro, ma a volte succede, come è avvenuto all'ASP di Cosenza, dove la commissaria Daniela Saitta si è dimessa. È l'ultimo passaggio di una gestione che, per usare un eufemismo, definiamo complicata. È sin dal suo insediamento che la commissaria ha mostrato una certa disinvoltura nel condurre la più grande azienda sanitaria della Calabria. Gli atti amministrativi che recano la sua firma hanno da subito creato allarme tra le organizzazioni sindacali che le hanno contestate sia nella forma che nel merito, creando tensioni a iosa. Ma la delibera che ha fatto definitivamente saltare il banco è stata la nomina che la commissaria ha fatto in favore della figlia. Apriti cielo, non che la cosa fosse una novità per queste latitudini, i precedenti non mancano, ma il gesto compiuto da una dirigente giunta a Cosenza con il compito precipuo di cambiare l'andazzo dell'azienda è risuonato come una beffa. Ma come? Si è parlato tanto di rinnovamento e poi si perpetuano le storture del passato? Le polemiche seguite all'atto hanno alla fine costretto la Saitta a gettare la spugna per ritornarsene nella sua Roma. Morale della favola, persi 3 mesi di tempo, nonostante l'ASP abbia 1000 emergenze. La commissaria, nella lettera di dimissioni, ha parlato di condizioni ambientali che non consentono di proseguire con serenità e pienezza dei poteri nello svolgimento dell'incarico. Adesso toccherà a Cotticelli compiere la scelta del nuovo inquilino di Viale di Mena e nel frattempo gli ospedali di San Giovanni in Fiore, di Rossano, Corigliano e Castrovillari aspettano di ricevere risposte adeguate per far fronte alle istanze della gente. Ma questo, come al solito, è un altro discorso. 3 mesi e la montagna ha partorito il topolino perché si è dimessa, probabilmente ha parlato anche di incompatibilità aziendali e quindi nei confronti insomma, di quelli che devono essere i suoi collaboratori, ma l'atto di nomina della figlia diciamo che la dice lunga su come si è svolta questa vicenda, abbastanza triste se si pensa ai tanti problemi che la sanità in Calabria e in provincia di Cosenza ha in questo momento, per cui ci auguriamo che Cotticelli nomini immediatamente un nuovo commissario che sia una persona di azione, che possa mettere mano immediatamente a quelle che sono le problematiche che, come avete sentito nel servizio, esistono non solo, ripetiamo, a Cosenza. Tanto è vero che passiamo a Catanzaro perché ci sono i medici che chiedono il rinnovo del contratto relativamente al 118 e infatti sono scesi in piazza. Sono 3 anni che veniamo alla giunta e ci prendono in giro. Si sentono traditi un gruppo di medici in servizio al 118 nelle province calabresi che questa mattina hanno manifestato davanti alla sede della cittadella regionale di Catanzaro. Quello che chiedono è semplice, il rinnovo del contratto, e contestano le delibere di alcune aziende sanitarie provinciali che prevedono il taglio delle indennità aggiuntive per il servizio di emergenza-urgenza. Noi siamo medici convenzionati, non abbiamo nessuna tutela rispetto ai medici che fanno lo stesso lavoro nostro e si trovano in regime di dipendenza. Questa bisogna fare una differenza. Noi guadagniamo 1.800 euro, avete capito? Quindi non abbiamo malattia, non abbiamo ferie, non abbiamo 13ª, 14ª, non abbiamo avanzamento di carriera, non abbiamo la stessa la pensione come i medici dipendenti. Alla fine che cos'è la bella sorpresa? La nostra 13ª, la 13ª che cos'è stata? La nostra 13ª? Il decurtamento ancora dello stipendio, la sospensione dell'indennità. Il sit-in con tanto di cartelli di denuncia. Se le loro richieste non verranno ascoltate e attuate in breve tempo, i medici in servizio nel 118 non escludono proteste più eclatanti, fra cui lo sciopero in massa. Siccome praticamente il sistema 118 della Regione Calabria è sostenuto da medici in convenzione, non dipendenti, no? Allora che cosa succede? Succede che la gente non vuole più venire a lavorare al 118. E se a quello aggiungiamo appunto la decurtazione delle 5,50 euro, significa che il sistema 118 da qui a pochissimo andrà a scomparire e poi vedremo come la sanità calabrese riuscirà a parare questo colpo brutto, perché sul territorio non c'è rimasto più nulla. Ennesimo campanello di allarme, la disperazione di lavoratori ovviamente che vorrebbero pari diritti e dignità, ma come se non bastasse ci spostiamo e torniamo a Cosenza, dove al pronto soccorso, lo sappiamo da una denuncia dei sindacati,
mancano 14 medici. Al pronto soccorso di Cosenza mancano 14 medici, la pianta organica ne prevede 25, in realtà solo 11 garantiscono il servizio per quello che è l'approdo per le emergenze dell'ospedale hub dell'Annunziata. 70.000 gli accessi in un anno, 70.000 persone soccorse con interventi a volte salvavita. A denunciare la situazione a rischio collasso è la Federazione Sindacale dei Medici Uniti. È urgentissimo, si sottolinea, che si prendano provvedimenti drastici e risoluti prima che i pochi medici rimasti a far fronte a tale mole di lavoro siano essi stessi colpiti da malattia, da superlavoro o da stress. Sono scaduti i termini per un avviso pubblico di incarico a tempo determinato per un medico di pronto soccorso. 6 domande arrivate, assunzioni immediate e ciò che viene chiesto. Pensate, denuncia ancora il sindacato, dove prima c'erano turni di 2-4 medici, ora sono rimasti solo in 2, si tampona con dispendiosi turni aggiuntivi, un vero e proprio salasso per le casse della sanità calabrese. Ogni singolo turno infatti costa circa 700 euro. L'appello del FISMU è al buonsenso del commissario Panizzoli affinché possano subito entrare in corsia almeno 6 medici. La situazione drammatica in cui versa il pronto soccorso di Cosenza, non solo per i medici ma anche per i pazienti costretti a lunghe attese, denunciata anche dal presidente dell'ordine dei medici Eugenio Corcioni. Il pronto soccorso di Cosenza, che pare che chissà che hanno fatto con 6 medici, giustamente un sindacato oggi sottolinea il fatto che bisogna chiamarne altri perché non è possibile. E si guardi bene, i pronto soccorsi hanno bisogno di competenze specifiche, non si può spogliare i reparti per riempire i pronto soccorsi, perché un pronto soccorso ha senso se i reparti funzionano, se dietro il pronto soccorso c'è assistenza reale, vera, non se abbiamo delle camerate vuote. E quindi oggi siamo al punto zero. È appunto drammatico, magari punto zero, siamo sotto zero, perché una volta, prima del commissariamento, qualche cosa, ma nel frattempo la gente è andata in pensione, nel frattempo la gente non c'è più, la situazione è ulteriormente peggiorata, è una situazione di assoluto allarme. Corcioni non la manda a dire, è una situazione di assoluto allarme, siamo sotto zero e questa cura del governo sulla legge della sanità in Calabria, sull'arrivo di Cotticelli, non ci sembra stia così dando questi frutti che dovevano essere sperati, a meno che questa azione non diventa incisivo dalla sera alla mattina, noi ce lo auguriamo, ma ad oggi questa cura non sta certamente sortendo quelli che potevano essere gli effetti che da Roma si auguravano. Per restare nella pagina della sanità parliamo di Corigliano Rossano, altro grande centro della nostra regione. È preoccupante la situazione di un reparto importantissimo, quello di pediatria. Ancora i segni dell'incidente sul volto, questa mamma che insieme al marito ha vissuto un vero e proprio incubo. La famiglia vive in contrada Torricelli a Corigliano Rossano, una serata come tante quando il bimbo, 2 anni, in preda ad una convulsione febbrile, resta immobile tra le braccia della donna. I genitori spaventati corrono in ospedale, buio, la strada non è agevole, l'impatto con la macchina. Al Compagna arrivano, vengono soccorsi tutti e 3, ma toccano con mano l'emergenza, ci sono pochi medici. Siamo senza servizi, non sappiamo più dove sbattere la testa. Sono stato qui alla pediatria purtroppo per un problema abbastanza serio e ce la volevano chiudere la pediatria. L'elettroencefalogramma con le convulsioni va fatto nel reparto dove il bimbo è ricoverato, ce n'hanno mandato a casa e ritornare il giorno 19 alle 8:30 di sera per fare l'elettroencefalogramma. Ma come fa un genitore a stare così tranquillo? Non ne possiamo più! Vergognatevi! Una situazione assurda per le famiglie e per le stesse istituzioni. Il sindaco Flavio Stasi nei mesi scorsi si è spinto a chiedere le dimissioni del commissario Cotticelli per il caso pediatria al nosocomio della città ionica, ma nulla è cambiato. Ci sono stati dei giorni in cui c'era soltanto un medico, solo un pediatra, quindi spesso e volentieri non c'era perché doveva correre su. Penso in ginecologia, quindi il reparto restava scoperto di medico,
gli infermieri sono stati tutti bravi, però purtroppo il personale è poco. C'è una storia nella storia che raccontano questi genitori. Dopo l'incidente l'auto stenta a partire, la mamma con il bimbo in braccio bussa alle porte delle case per chiedere aiuto, ma nessuno le apre. Natalino, questo è il nome del marito, intanto, incurante del freddo, riesce a mettere in moto. Arrivano in ospedale, di ferite non hanno solo quelle visibili. Una situazione ai limiti del drammatico, forse anche oltre. E questa è la situazione della sanità in tutta quanta la nostra regione. E ci auguriamo che questo nuovo corso della Giunta, se non altro, riesca a incidere in un rapporto migliore con il governo centrale, perché non possiamo continuare a vivere in queste condizioni. Guardate, la situazione è veramente drammatica, ci sono delle file interminabili ai pronto soccorso, ci sono ospedali e medici che non riescono a dare le risposte che vorrebbero perché non sono messi nelle condizioni giuste per poter lavorare. Tant'è vero che noi da Corigliano Rossano ci spostiamo al centro della Calabria perché c'è un altro allarme, che è il rischio chiusura delle guardie mediche. I sindaci delle Catanzarese si sono dichiarati pronti a dimettersi. Ci sono anche i sindaci di Catanzaro e Lamezia Terme tra i 50 primi cittadini della provincia di Catanzaro che contestano la delibera della commissione straordinaria dell'ASP in cui si prospetta la soppressione di 35 delle attuali postazioni di guardia medica sul territorio. Per i sindaci la delibera deve essere immediatamente ritirata, in caso contrario sono pronti a dimettersi. In un documento congiunto evidenziano il rischio dell'annullamento della continuità assistenziale in molti comuni che si trovano di fatto distanti dalla postazione più vicina, anche 20 chilometri con percorsi da effettuare su strade tortuose, di montagna e spesso impraticabili. La decisione della commissione straordinaria dell'ASP per i primi cittadini appare contralegge, ma per alcuni motivi, come ad esempio la mancanza di concertazione preventiva con l'Assemblea dei Sindaci e poi la violazione del DPRG 94 del 2012 che assegna all'ASP di Catanzaro 50 postazioni di guardia medica a fronte delle 25 decretate attualmente dai vertici dell'ASP. Una scelta che i sindaci definiscono scellerata. Al centro della questione c'è il diritto alla salute garantito dalla Costituzione e qui trasformato, sottolineano i primi cittadini, in mero e cinico calcolo contabile. Qualora questo percorso di smantellamento della sanità dovesse proseguire, aggiungono i sindaci, non resterà altra scelta che rassegnare le dimissioni. E anche per i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Biancalaura Granato, Giuseppe Di Ippolito e Paolo Parentela, la delibera deve essere ritirata. Il costituzionale diritto alla salute per ogni cittadino. Qui però sembra che qualcuno la Carta Costituzionale se la sia dimenticata chiusa in un cassetto. Anche se a margine di questa protesta Cotticelli è intervenuto e ha detto che chiaramente lui dirà di non procedere ai tagli, ma la Commissione al momento si è dichiarata solo disponibile ad un eventuale dialogo. Chiaramente approfondiremo le notizie nelle prossime ore, ve ne daremo come dire, le novità nei nostri appuntamenti con i TG. Parliamo di altra emergenza nella nostra regione, è un'altra emergenza molto importante, è quella relativa ai rifiuti, quindi anche al conferimento in discarica, alla differenziazione. E vi mandiamo due servizi che riguardano Cosenza e Reggio Calabria. 24 ore di stop nella raccolta che avevano fatto ripiombare le città nella crisi già vissuta negli ultimi mesi, che ha lasciato segni ancora evidenti sul decoro urbano. La chiusura dell'impianto della Calabra Maceri è stata causata, sgobriamo subito il campo dagli equivoci, solo da problemi economici. L'azienda, che si occupa del trattamento di rifiuti che provengono dal lato di Cosenza, ha crediti per 4 milioni di euro e nuove difficoltà nell'anticipare risorse. Qui tenete conto che scarica l'80% dei comuni del lato di Cosenza, quindi stiamo parlando 120-130 comuni al giorno, si scarica fino a quando noi siamo a regime, scarichiamo intorno a 500 tonnellate al giorno di rifiuti, fino a quando il contratto era in capo alla regione noi con le banche potevamo sopportare anche un ritardo di 4-5 mesi perché potevamo scontare i futuri ricavi sul sistema bancario proprio perché il contratto era con la regione. Nel momento in cui il contratto è tornato in capo al lato e con il Comune di Cosenza, che sappiamo tutti i problemi che c'è al Comune di Cosenza, le banche hanno chiuso qualsiasi anticipazione.
Mentre il lato cerca soluzioni alternative e tutta la provincia di Cosenza attende che prenda corpo il fantomatico nuovo ecodistretto, in una delle 13 aree individuate dal commissario, la situazione peggiora di giorno in giorno. Gli stessi comuni che si servono di Calabra Maceri, anche per la raccolta, sono in difficoltà e hanno accumulato 7 milioni di debiti. Mi scusa qualche mosca bianca, insomma, che pure c'è, che riesce a pagare nel giro di 60 giorni, abbiamo ritardi medi che vanno dai 6 ai 18 mesi. Nel frattempo si spera che i commissari sblocchino le risorse accantonate nella tesoreria del comune di Cosenza, che è capofila del lato, 2 milioni versati da vari municipi e finiti nella trappola del dissesto. In altre situazioni, in altri comuni, procedure con le OSL le abbiamo vissute, sappiamo che qui potrebbero passare degli anni. Io mi auguro che se questa cosa si sblocchi velocemente, anche perché gran parte delle somme, scusa, quelle del comune di Cosenza, fanno riferimento ad altre amministrazioni che col dissesto del comune non c'entrano nulla, quindi lì siamo fiduciosi, ma allo stesso tempo sappiamo che non sarà una cosa di qualche giorno. L'appello delle istituzioni a non fermare l'impianto ha fatto breccia, almeno per il momento, tra i lavoratori della Calabra Maceri. L'azienda non è stata in condizione al 15 di pagare gli stipendi. Abbiamo chiesto ai dipendenti un po' di sacrificio. I dipendenti ieri, insomma, ma anche stamattina hanno manifestato tutte le loro perplessità, ma alla fine, insomma, devo dire la verità, si sono rimessi a lavorare e quindi dalle 10 abbiamo ripreso a lavorare. Gli stessi dipendenti ci hanno chiesto di monitorare attentamente la situazione e quindi noi ci siamo riaggiornati a lunedì prossimo sperando di avere le risorse, prima di tutto le risorse per poterli pagare e poi di avere anche una prospettiva. 55 denunce, 11 sequestri, multe per 23.600 euro, 2 persone in manette a Reggio Calabria, il bilancio degli ultimi 6 mesi dei carabinieri per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, strade e pattumiera, vera e propria emergenza in ambito metropolitano, spiegano i militari, con ripercussioni sulla salute dei cittadini. Lo scorso weekend, nella sola città dello Stretto, sequestrata una discarica abusiva di materiale edile e Eternit rifiuti speciali pericolosi, denunciata una persona ed elevate 8 sanzioni amministrative per un totale di 5.800 euro. Il reato è l'abbandono di depositi incontrollati di rifiuti sul suolo, discariche a cielo aperto transennate con il nastro bianco e rosso dai militari, riprese effettuate anche con i droni, controlli serrati dai militari al fine di garantire anche la sicurezza ambientale, verifiche che continueranno senza sosta, si fa sapere, in tutta la provincia, con l'obiettivo di arginare il malcostume alla gestione illegale di rifiuti, una situazione, quella documentata dai carabinieri, davvero pericolosa, che denota molta inciviltà. Inciviltà. E invece poi da una parte a Cosenza c'è la buona volontà, perché è affidata alla buona volontà degli operatori, degli operai di Calabria Maceri, dall'altra invece il servizio di Reggio Calabria, ai noi, ci restituisce l'immagine di una regione profondamente incivile, perché non si può pensare che abbandonando i rifiuti per strada in questo modo così scritteriato può portare a qualcosa di buono per la salute anche dei nostri figli, comunque di chi ci sta accanto, dei nostri cari, ed è veramente un dato allarmante che poi si trasferisce in quello che poi diventa da emergenza rifiuti a emergenza ambientali, perché se c'è qualcuno che non ha coscienza, pensate quello che è successo nel caso della cittadina di Bisignano, dei veleni sversati nel fiume Mucone da parte di chi invece doveva smaltirli in maniera precisa e per come previsto dalla legge, perché i dati emersi dalle analisi delle acque del fiume Mucone per l'appunto sono veramente allarmanti. Guardate, il serpente è morto dopo l'immersione nel fiume Mucone. Impressionante per gli inquirenti la pericolosità delle acque avvelenate in cui, secondo l'accusa, venivano sversati attraverso un bypass i rifiuti industriali provenienti da gran parte del sud Italia. Non a caso l'operazione condotta dai carabinieri forestali e coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza nei giorni scorsi è stata denominata arsenico. La domanda, ora la preoccupazione, è per la
la salute dei cittadini nell'area di Bisignano. L'eurodeputata pentastellata Laura Ferrara parla di situazione allarmante. Le istituzioni, aggiunge, non possono tirarsi indietro e devono dare segnali concreti alla cittadinanza. In Calabria, conclude, aspettiamo ancora l'attivazione del registro tumori, che in questo caso sarebbe stato di grande aiuto nel fornire una mappa dell'incidenza cancerogena nella zona. La legge sugli ecoreati, è stato evidenziato dagli investigatori, fornisce alcuni strumenti, ma in Calabria per essere efficace ha bisogno di sinergie, come auspicato dal procuratore di Cosenza. C'è un appello agli organi competenti affinché facciano ciò che è di loro competenza. L'indagine della Procura ha dimostrato che cosa? Che un impianto per la depurazione di reflui industriali invece di depurare buttava questa roba nel fiume Mucone. Questo è veleno allo stato puro. Abbiamo effettuato il sequestro, abbiamo impedito la prosecuzione dell'attività criminosa, ciò attraverso un'attività di riscontro e di accertamento estremamente certosina ed estremamente precisa. Abbiamo ricostruito le modalità dell'azione criminosa e soprattutto a questo punto possiamo dire di aver interrotto un momento di inquinamento assolutamente grave ed importante che riguarda l'intero ecosistema. A questo punto occorre che cosa? Occorre fare verifiche di tipo ambientale, amministrativo, occorre dotarsi degli strumenti normativi, occorre fare anche delle indagini epidemiologiche corrette, così come previste dalla legge, per vedere l'incidenza sulla salute del cittadino di quanto è avvenuto. Gente senza coscienza, perché per i guadagni ovviamente non si preoccupano, proprio senza alcun tipo di coscienza, perché non si preoccupano dei danni che poi possono creare, ma alle loro stesse famiglie, agli operai stessi e tutte le persone che vivono nel circondario, a un'intera popolazione, perché poi sappiamo quali possono essere i danni che si sviluppano, perché quelle acque non si fermano certamente nel letto del torrente, ma vanno ad irrigare interi terreni. Ma come se non bastasse, è stato scoperto un altro caso ovviamente di inquinamento ambientale e ci spostiamo in un comune vicino, sempre della provincia di Cosenza, che si chiama Lattarico. Altro che acque limpide, quelle del torrente che lì diventavano sempre più scure, il colore cangiante ha allarmato i cittadini di Lattarico, siamo nel Cosentino, i quali hanno segnalato ai carabinieri forestali l'anomalia. I militari, risalendo il corso d'acqua, hanno scoperto un bypass, in sostanza una tubatura di 250 metri realizzata abusivamente che dal terreno canalizzava le deiezioni dei suini direttamente nel torrente. Sequestrato un allevamento intensivo di maiali in contrada Contessa. Le deiezioni di animali sono considerate dalla legge rifiuti speciali non pericolosi, però se non gestiti correttamente hanno delle conseguenze quali l'inquinamento del terreno, delle acque superficiali e delle falde acquifere. I sigilli sono stati posti ad oltre 3.000 metri quadri di terreno, agli scarichi e alla condotta utilizzati per lo smaltimento illecito dei rifiuti. Denunciati alla Procura della Repubblica di Cosenza i proprietari e 2 operai della società agricola che fisicamente eseguivano le manovre di bypass del refluo e dalle vasche alla condotta abusiva. I 4 dovranno rispondere del reato di scarico abusivo dei reflui industriali ed attività di gestione rifiuti non autorizzata. I carabinieri forestali inoltre nell'area di pertinenza dell'allevamento hanno constatato l'accumulo di liquami delle deiezioni su una vasta area che emanava un odore nauseabondo. Tolleranza zero verso chi viola l'ambiente per i danni che si provocano all'ecosistema e alla salute pubblica. A denunciare sono sempre più spesso i cittadini, sentinelle di fiumi e campi stravolti dall'inquinamento. Ci auguriamo che ci sia un moltiplicarsi di denunce relativamente a questi casi, perché poi i disastri ambientali sono questi che causano tantissimi problemi relativamente alla salute pubblica. Lo ha detto anche Laura Ferrara, che si chiede l'iscrizione di un registro tumori, soprattutto in alcune zone dove poi sono accaduti situazioni analoghe a questa o come queste. In ogni caso siamo giunti al termine di questo numero di Seven. Noi ovviamente, invitandovi a restare sul 10, questo è Tenni, il canale dell'informazione, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Stessa rete, stesso orario. Seven.